Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Amici e amiche alla vicina all'ascolto, buon pomeriggio, anzi buonasera per la precisione. Dunque torniamo con la terza finestra informativa odierna, con lo speciale dedicato ai 700 anni di Dante Alighieri. Vi mostro subito con noi gli ospiti collegati, eccoli qua. Abbiamo Don Alessio Ceretti in basso, mentre alla vostra destra Oldino Cernoia, collegato da Villa De Claricini. Allora apro subito l'audio anche con i nostri ospiti e che do anche a loro la più cordiale buonasera. Domani ci sarà finalmente il primo step dedicato alla presentazione, no? Alla conferenza stampa degli eventi. Domani, diciamo così, ufficialmente si parte con il primo appuntamento online per quanto riguarda questo 2021 molto importante, dedicato chiaramente al ricordo dei 700 anni di Dante Alighieri. Oldino, se vuoi, per diritto di ospitalità, io partirei con Don Alessio Ceretti, che è la prima volta che partecipa in diretta con noi per quanto riguarda friulitv.net, e poi chiaramente ti passo la parola anche a te per la parte dedicata a quello che riguarda, insomma, alla villa. Allora, innanzitutto, dottor Ceretti, buonasera a lei. Allora, ci racconti, prima in bassa frequenza mi diceva si lavora perché non si può stare fermi, no? Sì, è esattamente così, come peraltro anche Dante ci insegna, perché la sua esperienza di pensatore e di poeta è stata un'esperienza nata dall'anima di un personaggio che si è molto impegnato per la sua città, Firenze, che ha molto combattuto, lottato appassionatamente, che ha pagato un grande prezzo, che poi ha continuato a vivere ramingo e esule fino alla fine della sua vita. Ma certamente non possiamo dire che Dante sia una figura, diciamo, di uomo dedito soltanto alla riflessione e all'ozio. Ci insegna ad essere assolutamente attivi per le cose che ci stanno a cuore. Certo. Cose importanti come queste, no? Come ha detto lei giustamente, no? Ricordare i 700 anni di Dante è un personaggio, direi, fondamentale per la lingua italiana e riduttivo, no? In un certo senso. Beh, sicuramente la sua opera è di tale grandezza, altezza e monumentalità che ha lasciato il segno nell'immaginario collettivo e anche nella evoluzione della nostra lingua italiana. In un momento in cui l'Italia avrebbe potuto prendere dal punto di vista linguistico più strade, e forse l'ambiente della Magna Curia di Palermo esercitava sugli intellettuali di tutta la penisola un fascino speciale per la raffinatezza di quell'ambiente.
e avremmo probabilmente parlato tutti siciliano se non fosse stato per Dante, per la svolta che lui ha impresso all'evoluzione della nostra cultura con le sue pagine di intramontabile splendore. Chiaro. Odino Cernoia, allora ti passo subito la parola. Abbiamo già parlato con te nelle precedenti puntate di quello che è un po' il ruolo, no, centrale per quanto riguarda Dante all'interno, no, della fondazione Villa dei Claricini Don Pache, anche perché Dante ha qualcosa di particolare anche con la lingua friulana, no, in un certo senso. Ma un po' controverso questo argomento sulla lingua friulana. Certo, ci sono delle frasi che oggi vengono analizzate soprattutto dagli studiosi, soprattutto dai dantisti e dai dantisti anche friulani dell'Università di Udine, però dobbiamo uscire fuori da questo cerchio, tra l'altro parliamo di cerchi, che ci limita nel valutare l'opera di Dante. Dante per noi è universale. Anzi, potrei dire che Dante va ben al di là dei confini friulani, soprattutto i nostri. Noi siamo stati coinvolti in un progetto di livello nazionale, ma anche internazionale, visto che ci sono delle Dante Alighieri che sono collegate con noi, la Dante Alighieri di Mosca, la Dante Alighieri di Salisburgo, di Klagenfurt, di Capodistria, di Fiume. Quindi abbiamo diverse realtà anche all'estero che vanno ben al di là della nostra realtà locale. Certo, noi abbiamo avuto un aggancio particolare, l'ho già dichiarato diverse volte quando abbiamo parlato del codice dei Claricini, che è l'unico codice originato in Friuli nel 1466. Da questo codice siamo partiti per creare questo grandissimo progetto che domani ho affidato alla prolusione del Alessio Geretti, che è un uomo di cultura, oltre che essere un sacerdote e quindi che ha una spiritualità particolare da esprimere a tutti noi anche analizzando Dante. E come voi sentite ci sono anche le campane che suonano a festa in questo momento, che ci accompagnano, no, in questo mio dire. Quindi è un uomo, certo, di spirituale, ma è anche un uomo di cultura. Basti pensare alla sua attività come responsabile culturale diocesano, per esempio. E poi Don Geretti, mi permetta, lei è un personaggio, insomma, che da tanti anni è sulla cresta dell'onda in un certo senso, grazie anche alle sue importanti, no, iniziative culturali che si associano tra sacro, religioso e turistico in un certo senso, per quanto riguarda ad esempio tutte le iniziative di Leggio. Il Leggio sicuramente è diventato un cuore pulsante che ogni anno mette in circolazione dei messaggi che danno da pensare e aiutano a vivere. Io sono solo uno degli attori di questa bella avventura di arte e di pensiero che si rinnova di anno in anno. Certamente sono persuaso, e in questo ho cercato fin da ragazzo di raccogliere la lezione dantesca, di coltivarmi e di chiedere alle persone, ai giovani, ai meno giovani, di coltivarsi sempre, perché se non abbiamo una gran passione per la migliore produzione dello spirito umano, per il repertorio di testi e di opere che l'ingegno umano ha generato nella storia, diventiamo tutti più poveri, più superficiali, più manovrabili. Abbiamo bisogno di occasioni per il pensiero e per il buon gusto, e come quella che vivremo domani in nome di Dante dobbiamo moltiplicarle il più possibile. Credo a maggior ragione in questa stagione, dopo la pandemia, in cui c'è proprio bisogno non solo di una rinascita, ma oserei dire di un rinascimento. Chiaro. Senta, che rapporto aveva Dante spiritualmente parlando? Chiedo scusa, che rapporto aveva Dante? Spiritualmente parlando. Beh, Dante è sicuramente una figura di grande credente che, come hanno messo in luce diversi pontefici, ma in maniera
credo insuperabile Paolo VI in una sua lettera a lui dedicata. Domani Papa Francesco darà al mondo una nuova lettera dedicata a Dante, ma per il momento non la conosciamo, quindi per ora quella insuperabile è di Paolo VI. Fu un uomo che ebbe una così seria e intensa vita spirituale da non avere nemmeno alcun imbarazzo o reticenza nell'apostrofare quando serviva gli uomini di chiesa per la loro infedeltà al Vangelo. Dunque Dante non è certamente uno che in nome di una certa cattiva impressione del mondo cristiano prendesse le distanze dalla religione. Dante era convintamente cristiano e quella luce gli permise di superare la gravissima crisi politica che ha vissuto con l'epilogo doloroso dell'esilio e la gravissima crisi esistenziale che ha vissuto con l'improvvisa morte di Beatrice, che lo gettò nel mezzo del cammin della sua vita in una selva oscura. Se non ci fosse stata per lui la luce della fede cristiana, non avrebbe superata né l'una né l'altra di queste due tragedie che gli sono piombate addosso. Ma è stata una fede, come dire, schietta e coraggiosa, se serve fino ad essere sfrontato nel dire anche al Papa di turno che per come sta vivendo meriterebbe l'inferno. Oggi potrebbe essere considerato una sorta di influencer, usando un gergo 4.0. Salvo che per la serietà dei mezzi che lui ha scelto rispetto a quelli che scelgono gli influencer del nostro tempo. Certo. Si dice, soprattutto noi giornalisti, amiamo dire che ad esempio Omero è stato il primo inviato speciale nella storia, no? Quello che ci ha raccontato nei vari passaggi, insomma, l'antica Grecia verso il moderno, no? Dante come lo possiamo collocare? Dante in un certo senso è un uomo così attuale da poter essere per certi versi considerato postmoderno. In che senso? Nel senso che lui ha attraversato una parte del suo tempo condividendo le grandi passioni e anche le grandi illusioni della sua stagione. Le idee della borghesia fiorentina e bolognese che tentavano di mettere in atto qualche esperimento di protodemocrazia nella vitalità dei comuni del tempo. L'ideale dell'impero capace a livello internazionale di garantire giustizia e pace al sistema dei popoli del mondo. La ricerca della promozione della giustizia e del riscatto dei poveri, combattendo l'usura e la cupidigia del potere e dell'avere che corrompe istituzioni e personaggi. Dante ha vissuto tutte queste passioni e però ha anche sperimentato le correlative delusioni, si potrebbe dire, sulla sua pelle, rendendosi conto che l'impero non era il mito che si pensava, che anche nei comuni ci sono faide tremende e per il potere ci si fa fuori, sebbene molto democraticamente, e che anche dentro la Chiesa esiste chi segue effettivamente il Vangelo e chi lo adopera per i propri interessi. Da questo punto di vista Dante somiglia a quegli uomini del nostro tempo che hanno alle spalle le grandi ideologie, le gigantesche promesse che hanno fatto all'umanità e le cocenti delusioni che hanno presentato sul conto all'umanità stessa. Però a differenza dell'uomo postmoderno, che è un po' ramingo e disperso, Dante ha ritrovato la strada, perché si è lasciato guidare da Virgilio e da Beatrice, cioè dalla ragione e dalla fede, dalla sapienza dei classici e dalla vita di preghiera. Due cose che non è detto che l'uomo postmoderno della nostra epoca sia disponibile a riprendere in mano, però se lo faremo anche noi usciremo da questo momento.
Chiaro. Senti, torniamo invece a Oldino Cernoia, dal Cantico delle Creature, perché sento un bel ritorno in auricolare, no? Sento gli uccellini cantare. Allora mi è venuto automatico esternare questa frase, no? Il Cantico delle Creature. Senti, Oldino, invece torniamo per quanto riguarda Dante all'interno di Villa dei Clavicini d'Orpache. Sì, domani, come abbiamo già annunciato, ci sarà questa prolusione di Don Alessio, una prolusione che sarà sicuramente di altissimo livello per un progetto di livello nazionale. Il nostro progetto è stato approvato dal Ministero dei Beni Culturali e anche in Regione trova tutto l'appoggio che un progetto di questo genere merita. Domani, oltre alla relazione, ci saranno anche l'apertura di 3 mostre. Una mostra di cartoline dantesche fine 800 che sono state rinvenute nell'archivio storico della Fondazione, una mostra di miniature medioevali che sono state prodotte dall'artista Massimo Saccon, che è un miniaturista riconosciuto a livello nazionale, e la terza mostra sarà una mostra di artisti contemporanei che inizieranno con la presentazione delle loro opere scultoree e che faranno parte, come ho detto anche nella precedente trasmissione, del catalogo della Giorgio Mondadori Arte. Certo. Domani apriremo virtualmente queste mostre perché, come sapete, l'inaugurazione di mostre in presenza sono in questo momento proibite dalle normative riguardanti la pandemia. Certo, ci si augura che magari verso la bella stagione, cioè adesso stiamo iniziando in primavera, ma soprattutto nel periodo estivo, ci sia magari una zona gialla che permetta in un certo senso anche a coloro che stanno seguendo questa trasmissione piuttosto che la diretta di domani e altre iniziative online di poter presenziare proprio in loco per toccare, no? Come posso dire, annusare dal vivo quello che è stato Dante in tutti i suoi aspetti. Certo, io posso darvi un appuntamento in primavera, invitandovi tutti quanti a vaccinarvi. Questo è un messaggio che desidero darvi in questo momento. Vaccinatevi il più presto possibile, rispettando ovviamente la regolamentazione che è prevista per il settore, però un invito a tutti quanti di vaccinarsi presto per essere possibilmente immuni e poter riprendere una vita normale. Chiaro. Hai lanciato un messaggio senza confini, in un certo senso. Torno a Don Alessio Geretti, vado un attimo fuori tema rispetto a quello che è il discorso di Dante, volevo andare sui Leggio. Ci sono novità anche per quanto riguarda i Leggio, Don Geretti? Sì, certo, ci sono. Noi stiamo concludendo la preparazione della prossima mostra che come ogni anno proporremo e subito dopo Pasqua, credo appena sarà decretata l'uscita dalla zona rossa, anche per non fare annunci che ingolosiscono in un momento in cui la gente vive ancora in relativa tensione, subito dopo annunceremo il titolo, il tema preciso e i capolavori che avremo. Ce ne saranno di inediti, ce ne saranno di grandissime firme. In questo momento ancora non posso anticipare molto altro perché preferisco appunto lasciare fra qualche giorno questo annuncio. Certo, poi permetta di dire... Prego. Sarà comunque interessante come sempre venire in Leggio. Grazie, faremo il possibile perché lo sia e perché si tocchi una corda utile, per così dire, in questo momento alla gente, per aiutare tutti a guardare avanti con coraggio e ingegno. Poi mi permetta, Don Geretti, il turismo religioso in Friuli Venezia Giulia, se così lo vogliamo definire, è da pochi anni che è partito, eppure abbiamo tanto da scoprire, no? Sì, senz'altro.
abbiamo soprattutto da scoprire noi friulani come si fa sistema, perché siamo custodi di meraviglie, ma non è detto che sappiamo proporle in maniera abbastanza vivace e ben congeniata. Chi propone l'offerta e chi la vende, fra virgolette, ai cercatori di bellezza o di respiro spirituale, nel caso del turismo religioso, eccetera, devono parlarsi un po' di più. È una sfida che dobbiamo piano piano vincere, che riguarda il Friuli Venezia Giulia non solo da questo punto di vista, ma anche da altri punti di vista, però piano piano faremo strada. Certo. Don Geretti ha ragione, bisogna saper fare sistema. Il Friuli ha bisogno di credere nelle altre persone che creano contemporaneamente e assieme delle proposte che fanno crescere tutti quanti noi. Chiaro. Quindi... Senti, Oldino, per quanto riguarda invece, visto ti faccio la domanda che a te esco e dopo rientro nell'argomento, per quanto riguarda invece la fondazione Villa Claricini di Dornbacher, per quanto riguarda la stagione non c'è solo Dante, ma ci sono anche altre iniziative, no, collegate. Ma sì, perché abbiamo una proposta che durerà tutto l'anno e quindi ci saranno manifestazioni teatrali, manifestazioni musicali, ci saranno presentazioni di libri, ci saranno dibattiti, conferenze, anche in lingua friulana, con la filologica friulana. Ci saranno una serie di eventi che ogni mese pubblicheremo fino al mese di dicembre. Proprio parlando di sistema, noi ci siamo collegati anche con il Centro Culturale Zanussi di Pordenone, che è il nostro partner alla fine dell'anno con il progetto Dante, quindi abbiamo cercato di coprire tutto il territorio regionale. D'altronde mi piace anche ricordarvi che ben 60 enti hanno dato il loro patrocinio e il loro partenariato a questo progetto. Scusate se poco, io aggiungo nella conclusione. Bene, io ringrazio i miei due ospiti per aver così presentato in anteprima, dando un po' gli assaggi, no? Questo è un antipasto, perché se volete avere il menù completo vi dovete collegare domani pomeriggio, ricordiamo l'ora della precisione. Alle ore 17. Ore 17. In ore diretta 17 sulla pagina Facebook di Villa dei Claricini Dornbacher. Chiaramente noi come Friuli TV vi daremo la possibilità, per chi non conosce la pagina, di poter entrare direttamente anche attraverso il nostro sito internet, in modo tale che potete seguire la diretta completa. Saranno circa 2 ore, no? Se non sbaglio, tra una cosa e l'altra. Ecco, per conoscere bene quello che è la prima puntata, in un certo senso, di questi 700 anni di Dante mirati per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e non solo, come hanno spiegato insomma i nostri due ospiti. Dunque io ringrazio Don Alessio Geretti e Oldino Cernoia per la partecipazione e grazie con voi ci sentiremo insomma più avanti. Grazie Omar, come sempre vicino. Bene, cerchiamo di fare quello che possiamo. Grazie. E grazie anche a Don Alessio Geretti, è un carissima persona che conosco da un paio di anni e che apprezzo moltissimo. Grazie alla Fondazione che ci dà queste belle occasioni. Grazie. Bene, allora io adesso vi libero, tranquilli, perché vado avanti un attimo con 2 notizie di cronaca, dove voi siete liberi di andare avanti nelle vostre cose senza nessun problema. Vi saluto ancora e allora torniamo in studio. Saluto nuovamente i miei ospiti e li lasciamo perché anche loro giustamente hanno degli impegni, come potete capire, insomma, l'evoluzione degli eventi e via dicendo. Allora andiamo a dare l'aggiornamento per quanto riguarda l'incidente stradale accaduto nel pomeriggio in quel di Lignano all'altezza della rotatoria, perché innanzitutto per fortuna il conducente non ha riportato gravi ferite, anzi è uscito lui dal mezzo pesante. L'incidente è accaduto intorno alle 15:30 all'altezza della rotatoria delle 2 strade regionali, per la precisione la 463, la direttrice Udine Spilimbergo Maniago, e la 463 che è la
la strada regionale che da Codroico porta verso San Daniele e Gemona, e mentre la 434 la direttrice che da Udine porta fino a Spilimbergo e poi da lì a Maniago. Proprio alla testa della rotatoria c'è stato questo incidente, questo camion si è ribaltato per danni materiali. Chiaramente, come potete vedere anche dalla telefoto, la situazione è ben visibile. La strada è stata chiusa al traffico perché tutto il gasolio all'interno del mezzo si è completamente riversato sul manto stradale. Hanno operato sul posto i vigili del fuoco giunti sia da Udine e addirittura da Spilimbergo e da Codroico, anche da San Daniele del Friuli per la precisione. Sul posto chiaramente è arrivata l'ambulanza che ha preso in consegna l'autista, ma come detto non ha riportato gravi ferite per fortuna. Altri mezzi non sono stati coinvolti. La strada al momento è ancora chiusa perché si sta terminando le operazioni di rimozione del mezzo pesante che è ancora fermo sulla sede stradale. Chiaramente poi partirà la bonifica e la messa in sicurezza. Bene, torniamo in studio, chiudiamo qui questa linea diretta, linea sera. Chiaramente nel corso della serata vi daremo ulteriori novità in flash per quanto riguarda notizie, fatti accaduti in Friuli Venezia Giulia. Il riepilogo della giornata come sempre poco prima delle 23 con linea diretta notte.friulitv.net. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e vi auguriamo tutti voi la più cordiale buonasera. Would you like to taste the beer where you can discover the typical Friulian specialty? Lumi Beer, the product obtained from 20 hectares of land cultivated with 2-row barley. Biodiversity, environmental performance. Lumi Beer offers 5 versions available, 4 for fast and thirst-quenching consumption, and the Magnum version for connoisseurs. Lumi Beer is for everyone. Lumi Beer is an exclusive product from the Panchera farm. Good seeds, good fruits. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.